Vediamo adesso come si stanno comportando i governi degli altri paesi dell'Unione Europea di fronte a questa emergenza. Uno dei più attivi è il governo conservatore di Londra che, come sappiamo, tenta da tempo di scoraggiare l'afflusso di stranieri anche comunitari riducendo l'accesso ai benefici pubblici. Ora sembra voler restringere anche le libertà di movimento previste dai trattati, cosa che colpirebbe studenti e lavoratori europei, tra cui anche molti italiani. Sentiamo da Londra il corrispondente Marco Varvello. Bloccare i flussi di giovani europei che vengono in Gran Bretagna a cercare lavoro, si fermano dopo corsi universitari di lingue ma non hanno un'occupazione stabile. È la proposta del ministro degli interni del governo conservatore Cameron, Theresa May, affidata a un intervento oggi sul Sunday Times. Il problema per Londra infatti non sono tanto i profughi o i rifugiati dei barconi che raramente riescono ad arrivare fino in Inghilterra, bensì i giovani europei soprattutto dall'est che vengono a cercare lavoro e possono vivere in Gran Bretagna anche senza trovarlo grazie alle norme europee, per poi magari chiedere i sussidi sociali come residenti. Presa di posizione dura che fa seguito alle polemiche sulle cifre record degli ultimi 12 mesi. Da giugno 2014 a giugno 2015 330.000 nuovi residenti in Gran Bretagna, quasi tutti con passaporto comunitario. Il governo britannico dunque alza il tiro, non soltanto lotta all'immigrazione clandestina, ma anche restrizioni drastiche ai flussi di lavoratori illegali all'interno dell'Unione Europea. Sarà questo dunque uno dei punti di trattativa tra il governo di Londra e Bruxelles prima del referendum sull'appartenenza della Gran Bretagna all'Unione, promesso da Cameron entro il 2017.